Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Buonasera e ben trovato anche al vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi. Buonasera a tutti. Buonasera. Voi che ci seguite, insomma, lo sapete che nell'arco di ogni puntata del Sindaco Risponde proponiamo diverse tematiche importanti, fondamentali per il futuro della città. Come abbiamo fatto la scorsa settimana, però, anche in questa puntata, Vice Sindaco, vorremmo aprire insomma, con un commento sulla vicenda che insomma, ormai ha tenuto col fiato sospeso per diversi giorni tutto il territorio e che poi purtroppo sappiamo che è finita nel peggiore dei modi, quella di Giulia Cecchettin. Tra l'altro nei giorni scorsi, sabato, c'è stata anche la ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Se possibile, Vice Sindaco, il 25 novembre quest'anno è arrivato in un clima un po' diverso da tutti gli altri anni, perché la vicenda di Giulia ha insomma, portato con sé un'importantissima eco mediatica che non si è per la verità ancora insomma, spenta, e questo in qualche modo deve farci riflettere, credo, Vice Sindaco. Certo, io mi auguro non si spenga, che come dire, le giornate che stiamo vivendo adesso non poi passino nel dimenticatoio, quando poi i temi, come dire, corrono. Comunque è una vicenda che ha scosso tutti quanti noi, ci sono state grandissime mobilitazioni, non solo perché c'era il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Diciamo che la coincidenza ha come dire, creato un link che però insomma, non ha inciso sulle mobilitazioni, la gente si sarebbe mobilitata comunque. Questa è stata una reazione, come dire, importante. La vicenda ha scosso tutti quanti noi perché Giulia e Filippo sono due figli nostri, cioè, io penso che tutti quanti noi ci medesimiamo in questa vicenda, sia come amici, compagni di università, come genitori, con entrambi i ragazzi. A me ha colpito molto, sono stato alle manifestazioni, quella di Torreglia e quella di Vigonovo. A Vigonovo è stata la prima, un mare di gente. A guidare il corteo c'erano il padre di Giulia e il padre di Filippo insieme. Questi due uomini, questi due padri, credo che abbiano dato, come dire, un esempio che impersonifica anche l'inquietudine di tutti noi che in qualche modo ci guardiamo a questa vicenda che ci tocca da vicino, perché questi sono ragazzi che, come dire, frequentiamo ogni giorno, potrebbero essere i nostri compagni, i nostri figli. Tra l'altro, Vice Sindaco, la interrompo solo un secondo. Parlavamo del papà di Filippo, credo le avrà sentite anche lei, le dichiarazioni, le uniche per la verità, insomma, che ha rilasciato dopo che il fatto, insomma, è apparso in tutti i suoi dettagli, e sono state parole strazianti. Cioè, credo che i genitori di Filippo non siano forse meno vittime dei genitori di Giulia. Non si può fare un paragone tra due dolori immensi, perché il padre di Giulia ovviamente ha perso una figlia che è stata barbaramente uccisa da una persona che loro avevano in casa e conoscevano, a cui penso, sono sicuro, volevano anche bene. E il papà di Filippo si è trovato di fronte a una realtà di un figlio che credeva in un modo e invece è stato protagonista di un atto efferato e premeditato, tra l'altro, quindi poi tutti i particolari che sono emersi fanno capire che sì, questo ovviamente poi saranno i giudici, insomma, a dirlo, però l'ipotesi è che la procura possa contestare, lo vedremo, anche la premeditazione a Filippo, perché ci sono tutta una serie di indizi che sembrano portare in quella direzione. E anche questo per una famiglia, insomma, penso sia un peso certamente non paragonabile, non vogliamo far questo, ma un peso terribile per un figlio che comunque ha fatto questo. L'altro tema che emerge è una riflessione sulla nostra società. Questo non possiamo esimerci nel farlo, anzi dobbiamo anche cogliere
la situazione emotiva per buttarci dentro davvero, cioè noi non vorremmo commentare altri morti di questo tipo, altre donne uccise, ma i temi del femminicidio, dell'aggressività, che poi spesso ricade nel ruolo tra uomo e donna, quindi dell'aggressività dell'uomo verso la donna, che nella misura più tragica avviene con l'assassinio, ma nelle misure quotidiana, giornaliera, quasi silente, alle volte anche nascosta da battutine o ma sì, vabbè, ma tanto stavo solo scherzando, è fatto invece di un rapporto dove c'è una prevaricazione delle persone più aggressive verso soggetti più fragili, e molte volte le persone aggressive sono gli uomini e le persone fragili sono le donne in questo caso. Quindi io penso che dobbiamo fare un salto di qualità, gli uomini devono essere inclusi in questo, cioè si devono mettere in questo dibattito, riflettendo anche su quante volte quotidianamente a lavoro, a casa, ognuno di noi deve fare questa riflessione, insomma, si trova nella dinamica della prevaricazione, anche di cose semplici e quotidiane, non che tutto questo cade nell'omicidio, nell'atto efferato. E perché questo dibattito deve coinvolgere tutta la società, io di questo sono convinto. Insomma, abbiamo spesso relegato il tema della parità delle donne al lavoro, nella società, ai gruppi femminili, nelle associazioni, nei partiti politici, c'è il gruppo che si occupa dei temi, il gruppo di donne, e le donne si occupano di donne. Invece no, deve essere trasversale a livello di tutta la società. Assolutamente. Le chiedo però, vice sindaco, lei appunto è un amministratore pubblico di un comune importante, e le chiedo, su questo le istituzioni cosa possono fare? Perché abbiamo sentito molto che giustamente bisogna partire dalla scuola, bisogna partire dai genitori, che sono la prima fonte di educazione, poi ovviamente c'è la scuola, però ci sono anche le istituzioni. E allora cosa devono e cosa possono fare le istituzioni? Noi dobbiamo tenere alto il volume e l'attenzione su questo tema, perché in tutti i livelli dobbiamo porci, come dire, a partire dalla famiglia, a casa, scambiarsi anche due opinioni su quanto è accaduto e riflettere sui comportamenti di ciascuno di noi, di come marito e moglie si relazionano tra di loro, di come siamo in grado di parlare ai nostri figli. C'è poi il tema delle agenzie educative, la scuola è sicuramente la prima, certo che la scuola può giocare un ruolo. Alcuni parlamentari stanno proponendo di inserire l'educazione all'affettività come nel percorso scolastico. Certo, la scuola non può essere martoriata, presa d'assalto da tagli alla didattica, alle strutture, e poi comunque anche affidargli ulteriori incombenze, ma la scuola non può non essere un soggetto che in questo caso entra in campo, perché tutti i ragazzi passano per la scuola. E per molti anni, negli anni più importanti anche della vita poi di coloro che saranno gli adulti di domani. Ma perché poi anche iniziano le relazioni con gli amici, le prime compagnie, i primi innamoramenti, anche i primi rapporti con persone dell'altro sesso o dello stesso sesso. Ti giochi lì il rapporto con le persone, con gli adulti, gli educatori, gli insegnanti e con i tuoi pari. Le relazioni tra ragazzi e ragazze già dai primi anni di scuola, e imparare il rispetto già da questi primi momenti, diciamo, è importante. Ma anche altre agenzie educative. Io in questi giorni sono stato a iniziative promosse dai gruppi sportivi, per esempio anche lì si stanno interrogando su quanto accaduto, il tema i fatti di Giulia e Filippo, anche in quel caso vengono discussi ed è bene che anche questo avvenga. Poi ci sono tutte le strutture di presidio
penso al centro antiviolenza, ai centri antiviolenza per le donne. L'attualità parla di finanziamenti che vengono ridotte e difficoltà nel in qualche modo operare da parte di questi presidi. Noi abbiamo un centro antiviolenza molto importante. Sì, che fa un lavoro preziosissimo, tra l'altro l'abbiamo incontrato diverse volte, quindi fanno veramente un lavoro prezioso, incredibile, però anche loro spesso dicono ci servirebbe qualche sostegno in più anche dal punto di vista economico. E infatti questo è un altro tema, insomma, quindi non vanno abbandonati, vanno come dire, supportati, aiutati, sapendo che il tema su cui loro oggi operano è una delle urgenze della nostra società, che ha tante complicazioni, esce da una fase Covid che consegna, ha stravolto tutto, soprattutto per alcune generazioni, ma non possiamo certo usarlo come giustificazione, dobbiamo insomma agire perché insomma questi giorni sono aumentate le chiamate ai centri antiviolenza, probabilmente qualcuno ha riflettuto di più sugli episodi che gli accadono e denunciare sicuramente aiuta a riconoscere, ad intervenire. Le chiedo anche questo, Vice Sindaco, ovviamente tutti i femminicidi sono drammatici allo stesso modo, quello di Giulia però ha creato un'eco mediatica che altri prima di questo non avevano creato. Ecco, le chiedo, può essere che veramente da adesso in poi cominci un percorso diverso anche per la nostra società, o c'è il rischio che passata l'ondata emotiva, quando poi, come diceva lei, la quotidianità ricomincerà con tutti gli appuntamenti, con tutte le altre tematiche che arriveranno, saliranno agli onori delle cronache, questo tema venga un po' di nuovo accantonato, abbandonato? Ma deve essere così, dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione su questo tema, ne va della qualità di ciascuno di noi, dell'essere uomo, di essere donna con determinati valori e la capacità di stare insieme, ne va della qualità di tutti quanti noi. Passano i temi del rispetto, della fiducia, delle affettività, e quindi non dobbiamo assolutamente perdere di vista questa cosa. Sicuramente questa vicenda ha colpito particolarmente più di altre, forse i giorni di ricerca di questi ragazzi. Sicuramente il fatto anche che un po' ha riguardato due ragazzi assolutamente normali, giovani, che non spesso ma non è un succede. episodio crudo su una situazione, non so, di marginalità, no? Esatto. Adesso spiace, come dire, fare ma due ragazzi che studiano all'università, due famiglie come tanti vicini, tanti di noi. All'inizio sembravano scomparsi insieme, quindi sicuramente questo ha sicuramente aumentato, ecco, poi l'eco mediatica e tutto ciò che è seguito dopo il ritrovamento del corpo di Giulia. Questo significa che il male che ci colpisce però, cioè questo, il tema dell'aggressività e il tema anche del rapporto tra uomini e donne, è un tema che è più, come dire, in modo subdolo è entrato nei nostri rapporti. Sembra sempre che episodi così crudi non ci debbano colpire, quando colpiscono delle famiglie così come noi, normali, come noi. Esatto, a quel punto scatta qualcosa. Capisci che non sono fenomeni isolati e che nessuno può essere al sicuro o immune anche da compiere atti, non dico l'omicidio, ma anche la sopraffazione più piccola, più subdola, ma che è quella quotidiana. Speriamo allora che veramente possa cambiare qualcosa e che cambi soprattutto con urgenza. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo al rientro con la seconda parte del Sindaco risponde, entreremo questa volta sì nelle tematiche prettamente padovane e Vice Sindaco ci entreremo parlando di lavori del tram. Rimanete con noi, a tra poco.